1 Corinzi capitolo 13. In la carità. Io mo voglio far conoscere che la vita è meglio di tutto il lato. Pure se parlasse tutte le lingue, tutta la gente che sta in coppa a sta terra, e tutte le lingue dell'angelo che stanno in cielo, ma non tenessero in da me l'amore di Dio. Io sarei come una campana che sono a vento, come un muro che bomba. Eppure se nel soriale fa profezie, conoscesse cose più nascose, e tenesse soriale conosce tutte cose della terra, e tenesse pure una fede così rossa che spostasse una montagna una parte nata, ma non tenesse l'amore di Dio. A che mi servirebbe tutto questo? Eppure se resta a tutte le ricchezze mie, a tutte le pazienti, resta pure il corpo mio, per essere bruciato come un martire, ma non tenesse la carità, l'amore del Signore. A niente mi servirebbe tutte queste cose. L'amore è chi ne ha pazienza, chi ne ha accortenza, perché chi vuole bene veramente non è mai geloso, non si mette a spaccugnare per tutto quello che fa, non si regna chi ne ha presumenza e autanza. Chi le vuole bene veramente è sempre chi ne ha pazienza e buona crianza. Non cerca mai di fare un interesse suo, non si arraggia mai e si scorda, invece ampressa e tutte le torte che si ha avuto all'altro. Chi vuole bene veramente a ne ha infamità e sa recreare sempre in la giustizia e in la verità. Chi sta capace a accompagnare ogni cosa, tiene sempre fede in dall'altro, supporta ogni cosa e non si perde mai il coraggio, perché la speranza sua non fornisce mai. Verranno giorni che oriale le lingue faranno, scomparanno le profezie, faranno pure oriale la conoscenza. L'amore di Dio invece non verrà mai. Oriale la conoscenza non è finita. Oriale la profezia è buona solo in coppa a sta terra. Ma quando verrà tutte quelle che è finita, tutte queste cose scomparanno per sempre. Io quando ero una creatura parlavo come una creatura, pensavo e ragionavo come una creatura. Quando poi sono cresciuto e sono diventato più grosso, mi sono arrasato a tutte cose che appartengono alle creature. Mo, coppa a sta terra, noi non vedremo di faccia a faccia, ma vedremo solo dentro uno specchio. Quando poi arriveremo in paradiso, tanto tutte cose saranno rifinite o potremo avere faccia a faccia. Dentro a questo momento io posso conoscere solo una parte della verità, ma dentro a quello giorno conoscerà già il Signore, proprio come il Signore conosce me. Coppa a sta terra contiene assai per noi queste 3 cose: la fede, la speranza e l'amore. Ma per tutte queste 3 cose, o più grossa, è sempre l'amore.